Un violento incendio ha distrutto l'impianto di verniciatura di un'azienda ubicata nella zona artigianale La Brava a San Giovanni a Natisone. Poco prima delle 12 le lingue di fuoco, un denso fumo nero accompagnato da un forte odore acre si è elevato al cielo. La colonna era visibile a occhio nudo sia da Palmanova che da Cividale. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, dal distaccamento di Cividale del Friuli e dal comando centrale di Udine. In corso le operazioni di spegnimento dei focolai e l'avvio della bonifica e messa in sicurezza della struttura. Non si registrano feriti, anche se uno dei due titolari è stato colto da malore con il necessario intervento di un'ambulanza con i sanitari a bordo. Per fortuna si è ripreso in poco tempo. Da quanto si è saputo, l'impianto di verniciatura è andato completamente distrutto, mentre parte del materiale in lavorazione è stato tratto in salvo. La struttura comunque è stata dichiarata in parte inagibile. Le operazioni dei Vigili del Fuoco proseguiranno per tutta la giornata. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e della comunità del Friuli Orientale. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno lo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.